anche difficile. Allora, io sono Paolo Bonafè, sono il segretario comunale di Selezione Venezia e l'altra candidata con me nella lista è Fosca Moro, che è la nostra Under 30, quindi anche noi mettiamo in campo dei giovani un po' più vecchia di te, ma è un'altra giovane che non può essere questa sera perché è all'estero, e quindi diciamo facciamo un po' è qui che ci supporta, ma non avevamo uno strumento per fare un collegamento con me. Allora io faccio un intervento prima un po' politico, perché io credo molto in questo progetto che stiamo facendo, perché oggi non presentiamo solo, l'ho anche scritto per stare nei minuti consentiti, oggi non presentiamo solo una lista, oggi presentiamo un progetto che nasce dal coraggio di dire basta alla rassegnazione e dall'orgoglio di chi crede che il Veneto possa tornare a essere una regione che guida, che innova, che include. La lista Uniti per Manito Presidente è una casa comune che accoglie esperienze diverse ma unite da una stessa idea: riformare il Veneto, non amministrarlo soltanto. Ci sono i riformisti di Casa Riformista, appunto Italia Viva, ci sono i liberali ed europeisti dell'ALDE che rappresentano Azione più Europa. In questo caso siamo anche insieme nello stesso, un bel simbolo, che è il simbolo europeo che ci rappresenta tutti insieme in Europa e che ha 54 deputati nel Parlamento europeo. E questo grazie anche un po' allo sforzo, devo dire, di Michele Scibelli, che l'ha voluto fortemente. Siamo all'interno di questo, quindi il mio segretario nazionale, che non vuole il simbolo di Azione per una scelta che abbiamo fatto nella nostra interna politica, però ci siamo perché Azione è il più di Azione, perché è alto in questa compagine. Poi ci sono gli amici socialisti e progressisti di Avanti, quindi siamo tre storie, tre culture, ma una sola direzione, unite da una parola chiave: responsabilità. Perché oggi fare politica vuol dire prendersi la responsabilità di cambiare le cose, non di raccontarle, non di promettere. Le promesse le lasciamo al governo, le accise, la riforma Fornelli. Noi vogliamo fare una proposta concreta per questo Veneto. Noi non ci uniamo per nostalgia. Ecco, io credo che alla fine il progetto del terzo polo, che diciamo è stato un po' così, io dico fermato, che si è arenato per delle scelte, oggi può ripartire da questa lista, perché può andare a riavvicinare quelle persone che hanno creduto allora nel terzo polo, sono state tante, 8,6% che sono nel nostro comune, ma anche in questa regione oltre l'8%, che hanno creduto che ci fosse un progetto diverso, ma soprattutto ha creduto che si potessero unire le due anime riformiste che oggi rappresentano il centro, diciamo adesso, oggi lo sinistra o il centro, dipende dalle posizioni nazionali, ma che rappresentano certamente il centro. Negli ultimi anni, troppo spesso, abbiamo visto una politica ragionata che ha gestito e non ha governato. Una politica che ha smarrito la capacità di ascoltare, di programmare, di risolvere i problemi delle persone. Lo diceva prima la Sara e lo riprenderò anche io dopo. Gli anziani, adesso parliamo, e Stefani parla di anziani, parla di sociali, ma cosa hanno fatto in questi 15 anni? E non dimentichiamoci che sono dal 1995 che governa questa area di centro-destra. Il Veneto merita di più, merita una sanità che funzioni, trasporti che colleghino davvero i territori, un'economia che innovi e non inquini, una scuola che formi. Io sono un dirigente di un'impresa, di un cantiere, io non trovo operai, cioè non abbiamo delle scuole di formazione, ma io poi c'ho un mio amico che Enrico Com'è, che lui lavora nei cantieri, che non troviamo personale qualificato perché le scuole non formano, gli ITS devono essere rivisti, dobbiamo pensare alle scuole professionali. Un lavoro che dia dignità e sicurezza. Ecco perché ci presentiamo uniti per Manito Presidente, per dare a questa regione una guida nuova, competente, capace di guardare oltre le apparenze di slogan. Io ho potuto conoscere poco Manito, però mi ha colpito una cosa: quando ha detto vado una settimana in vacanza a fare il cammino di Compostela, ecco, per me era già questo era il mio candidato. Perché chi ha una fede, chi sa che cosa significa quel cammino, che è un momento anche di riflessione di interiore per capire anche se stessi, allora vuol dire che se ha perso una settimana in campagna elettorale per fare questo, per me è il nuovo candidato presidente e sarà il presidente di questo governo, che merita, perché noi meritiamo un candidato e un presidente così. Io porto in questa squadra un bagaglio di esperienze di battaglie civiche, costruite nel lavoro, nella sicurezza, nella formazione e nell'ascolto delle persone. E porto con me alcuni obiettivi concreti, chiari e realizzabili. Allora, sulla salute e welfare. La salute è un diritto, non un privilegio.
Cioè noi parliamo di un Veneto che ha una salute al primo ordine, però è una salute che si deve pagare. Noi non abbiamo una salute, diciamo, per tutti, abbiamo una salute per chi ha la possibilità. Le liste d'attesa sono lunghissime anche qua. Non è accettabile che nel 2025 ci siano cittadini serie E e cittadini serie B. Penso al Lido, io abito al Lido di Venezia, quindi penso al Lido e a Pellestrina, a tante comunità dove i servizi sanitari sono ridotti al minimo. Noi al Lido non abbiamo un pronto soccorso, siamo un'isola, se uno sta male muore, perché alla fine non ha la possibilità di assicurato prima che sia portato al civile o a Mestre. Dobbiamo ripartire con un punto di primo intervento, un mini pronto soccorso che garantisca sicurezza e continuità di cura. Guardate che lo richiedono tantissimo all'isola, io vi farò portavoce di questo. E dobbiamo investire nel welfare di prossimità, con reti territoriali che aiutano famiglie, anziani e caregiver, perché la civiltà di una regione si misura da come si prende cura dei più fragili. Poi sul lavoro, formazione e sicurezza. Il lavoro non può essere precarietà, guardiamo i giovani, no? Serve una regione che investa sulle competenze, sugli ITS, sulle scuole tecniche, professionali, per legare formazione e impresa. E serve una regione che metta al primo posto la sicurezza nei luoghi di lavoro. Io sono un RSPP, se non sapete, sono quello che è responsabile della sicurezza del mio cantiere. Sapete cosa vuol dire un cantiere con 300 operai e sono quasi tutti del Bangladesh. Ogni infortunio è una sconfitta collettiva. Propongo di creare un osservatorio regionale permanente sulla sicurezza, questa è una proposta che vorrei fare al nostro candidato, che coinvolga imprese, enti formativi e lavoratori, perché il lavoro deve essere dignità e non rischio. Poi le imprese, innovazione e territorio. Io vengo da Azione e voi sapete che sulle imprese e sulle aziende non ci puntiamo molto. Vogliamo un Veneto che non consuma ma crea futuro, un Veneto che valorizza le imprese sostenibili, la ricerca e le energie pulite. Dobbiamo rilanciare Porto Marghera. Io lavoro a Porto Marghera e vi assicuro che sono delle aree ancora, diciamo, desolate. Come centro dell'economia verde e della Blue Economy. Bisogna puntare sulla zona logistica semplificata che a Marghera e Rovigo è stata istituita, ma non ci sono i soldi. Sull'idrogeno, sul cold rolling per quanto riguarda le banchine. Riconversione industriale quindi. Serve una politica che accompagni l'impresa di cambiamento e non le lasci sole. Poi trasporti e infrastrutture. L'altro giorno ho fatto un incontro dove c'era Montanariello sul terraglio, veramente incredibile, una situazione in quella zona dove passano i camion e non riescono ad arrivare a Venezia direttamente, devono prendere 3 autobus per arrivare a Venezia. Assurdo. Un Veneto moderno deve essere interconnesso. Non bastano grandi opere se i cittadini non possono muoversi facilmente. Bisogna completare il sistema ferroviario metropolitano regionale, questo è un messaggio che ha lanciato Gianmarino, io sono d'accordo con lui. Realizzare nuove fermate, per esempio anche come quella di Porto Marghera Vega si può fare nel circuito del ferroviario portuale, garantire finalmente il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Venezia entro il 2026. E poi serve una mobilità sostenibile. Ferro, gomma, acqua devono essere integrati in modo efficiente. Sulle isole dobbiamo potenziare le linee CTV e rinnovare la flotta con mezzi green. Muoversi meglio significa vivere meglio, ho quasi finito. Ambiente e qualità della vita. L'ambiente non è una bandiera, è la nostra casa comune. Dobbiamo proteggere il territorio, ridurre il consumo di suolo, lo diceva anche Giovanni. Riqualificare le aree degradate. Dobbiamo, penso al parco fluviale del Marzenegro, non so se l'avete letto, è una cosa importante. Alle casse di colmata, oggi ho fatto un intervento sul fatto che non sono ancora pronte le casse di colmata di via Bisciola e di via Piazza, cioè interventi già fatti che però se erano fatti non c'era l'allagamento a Mestre. Delle aree verdi urbane che possono diventare spazi di vita e comunità. Una regione che difenda l'ambiente, difende la salute, il lavoro e il futuro. Quindi, carissimi, questo è il Veneto che vogliamo, che almeno noi io voglio portare come contributo a questa lista, io e la Fosca. Un Veneto che cura, che forma, che produce, che connette, che protegge. Un Veneto dove la competenza torna a essere un valore, dove la buona amministrazione e la regola non l'eccezione. Ecco il senso di questa lista. Uniti per Manillo Presidente non è una sigla elettorale, è un patto di rinascita tra persone che amano questa terra. Un patto tra chi non si rassegna al declino, tra chi crede nella forza del riformismo. E poi voglio dire, lancio anche un messaggio, noi il prossimo anno avremo le amministrative. Per me questa lista è anche importante perché se il risultato di questa lista va nell'indirizzo che appunto io penso che sarà un ottimo risultato, perché se uniamo le aree riformiste come siamo a questo tavolo, potremo veramente fare anche un accordo e un'alleanza forte anche per il Comune di Venezia e quindi andare a prendersi questo Comune che veramente posso dire è una situazione pietosa. Grazie.
Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.